consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Prego, Ministero. Sì, grazie Presidente. Signor Pucci, lei che grado di parentela ha con il Fernando? Mio fratello. È suo fratello. Convive con lei? No, signore, viene a mangiare a casa mia. Abita vicino a lei? Sì, a 50 metri. Senta, signor Pucci, lei ci può dire i vostri genitori quando è che sono deceduti? Mio padre morì nel 1944 e mamma mi ricordo nel 67, mi pare, 22 anni fa. Ecco, siccome è stato una curiosità lecita, penso, stamani e nelle udienze precedenti, lei ci sa dire per quale fu la causa di morte della sua mamma? Che malattia aveva? È una metastasi tumorale nelle ossa. È andata in coma per 3 giorni e poi è morta. È deceduta in casa o in ospedale? Sì, signore, a casa. E in coma, questo stato di coma ce l'aveva in casa? Sì, signore, sì. Che Fernando ha detto non distingueva il giorno dalla notte. No, sa, quando sono in coma le persone, un tumore... Certo. No, era lei era una donna che pativa tanto, poi cominciarono a fargli la morfina e ci aveva un dottore lì. Stiede tanto all'ospedale, poi la rimandarono a casa per morire, insomma. Ricorda quanto è stata in ospedale? Quanto è stata? Sì, per quanto tempo? Mi sembra un paio di mesi, un mese, ma io me lo ricordo. No, ma non importa la precisione, no, va bene, almeno a me non interessa. Lei sì, ricorda perché lei fu operata anche prima 10 anni. Per questo male qua? Per questo male, sì, gli levarono tutto sotto, avanti 8 anni. E poi andò in metastasi. Ricorda se anche prima di morire era stata in ospedale? Sia quando fu operata che quando morì, sì. O no? Non lo ricordo. Quando riammalò ritornò all'ospedale. Ricorda quale ospedale? A Careggi l'andò. Mi scusi se le faccio la domanda, ma è solo esclusivamente per chiarezza. Per caso sua mamma ha mai avuto problemi, per intenderci, come quelli di Fernando? No. Assolutamente. La mia mamma era la più brava donna del mondo. Poi la tirava su 4 figlioli. Ma io gliel'ho voluto... Il più grande gli aveva 12 anni. Così... e morì mio povero babbo molto chiaro. Di TBC. E l'ha presa anch'io la TBC. Ho capito. Stiamo un po' all'ospedale, poi io sono guarito, insomma. Sento una mia mamma cosa. era una donna che l'era rispettata da tutti perché lavorava tanto e era bravissima. Comunque interessava ora sapere delle sue malattie, lei è stato molto chiaro. Può raccontare alla Corte come e quando è venuto a sapere dei racconti di Fernando relativamente ai delitti delle coppiette? Su quello che aveva riferito Fernando, come ve l'ha detto a voi e quando? La prima volta che me lo disse io l'accompagnai, quando venne quei 2 signori per accompagnarlo in questo. No, l'accompagnai io, dottore. L'accompagnò lei? Sì. No, siccome sa. Sì, e stiedi fino verso le 9, mi pare. Lo accompagnò lei, erano i primi di gennaio del 96? La prima volta, signore. 2 gennaio. Ecco, la prima volta. Lo accompagnò lei, non fu... Sì, signore, fu soltanto io a accompagnarlo. E poi io non sapevo perché l'aveva chiamato. Poi perché dentro non fate entrare nessuno, quando l'ho preso in macchina disse: ma che ti ha fatto? Che c'è qualcosa di male? Ma dice, io passai così dagli scopeti, mi fermai per fare un bisogno con Giancarlo e ho sentito delle voci, poi degli spari, poi sono andato via, ma la voce non mi sembrava quella di Pacciani, ecco, la voce mia. Così le disse. Questa è la prima versione? Questa è la prima versione, sì. Poi le ha detto maggiori particolari? Mi diceva sempre qualcosa, perché lei lo sa. Beh, è bene, io lo so, è cenne verbale, però è bene che lei lo riferisca anche alla Corte. Lei gli diceva di non dire nulla a nessuno, lei. Questo è vero. E non me lo diceva neanche a me. Voi sapete prima voi che io troppo quando gli era a tavola insistevo: Fernandino, che t'ha fatto, come l'è andata, che t'ha visto. E lui un pochino rispondeva così, e poi dopo quando vedo la cosa che la cominciava un pochino e non c'è da insistere tanto, perché lui piglia batto mio Sant'E Davido. E allora aspettai
Poi da ultimo me lo disse, Come le disse e quando a fu? tavola, me lo disse insieme alla mia moglie, io non me lo ricordo, sì, un avvocato. Mi disse: ho visto Mario che con un coltello tagliava la tenda e il Pacciano a sparare. Ecco, io so questo qui. Questo le disse. Poi le ha riferito successivamente o nella stessa circostanza, tant'è che lei su questo ha deposto, che Fernando ha anche riferito qualcosa sui fatti precedenti, sul fatto che andavano a spiare coppie con il Lotti. No, questo no, me lo diceva, me l'ha detto un po' dopo questo qui. Come gliel'ha detto? Anzi, gliel'ho detto io. L'ho saputo. Gliel'ha detto nel senso gliel'ha chiesto? Sì, e gliel'ho chiesto, dico, come mai dice, se andava, mi portava Giancarlo. Io sapevo che gli andava con Giancarlo, ma io credevo che gli andasse a Firenze come gli uomini a volte, ma no, non Certo, a prostitute, è normalissimo. Ecco, una moglie. Io ero sicuro di questo qui, ma che gli andasse a guardare le coppie, io. Gliel'ha detto poi, gliel'ha riferito lo Dopo me l'ha stesso, riferito, Fernando? sì, me l'ha riferito dopo. Che ci andava con Lotti o andava anche con gli altri? No, lui gli andava con i Lotti, mi diceva. Così gli ha detto. Così gli ha detto, sì. Gli ha detto anche che era stato sia alla piazzola di Vicchio che a Montespertoli? Sì, alla piazzola di Vicchio me lo disse perché da principio diceva di no. E poi piano piano insomma gli feci dire e mi disse sì, sono stato una volta a Vicchio, e poi gli andava anche, credo, sì, in passato, mi dice ma anche a Montespertoli, dice sì, quando andava alla festa di vino e si fermò a vedere A vedere una coppia che c'era lì. Queste coppie, non so. Questo l'ha già riferito lei nel verbale. Senta ancora una cosa. Questo fatto che faceva di sostanza questa attività con Lotti, lei non gli era mai venuto un sospetto prima? No, signore, non mi era mai venuto punti sospetti. Proprio non ci pensavo nemmeno a questa cosa del mostro. Anzi, Lotti mi disse anche a Fernando: portalo, e sapevo che era solo, una volta per Natale, gli dissi portalo a mangiare lì, è solo sempre, e lo portava a fare qualche girata a macchina, lui una macchina non la manda. Io, sai, Lotti lo conoscevo, ma non credevo fossero persone di questo calibro, ecco, se no ce lo mandavo. Anzi, se l'avevo retta la mia sorella, forse lei non voleva che andessi a prostitute, capito? Però io dicevo, io è un uomo, lasciamolo andare una volta ogni tanto, mi faccio, va bene, ecco, per me. E questo fatto che a lei il suo fratello abbia, e poi anche agli inquirenti, abbia raccontato questa verità a pezzi? Sai, gli ultimi a quella maniera, si vede, che lo so. Questo non te lo posso dire, signore. È un tipo chiuso che non racconta di queste cose? Del fatto che andava a prostitute l'ha immaginato lei o glielo raccontava No, me l'ha lui? mai raccontata a me. Non gliel'ha mai Però lo immaginavo. Si capiva. Non ho mai raccontato. Ecco, quindi il A fatto... volte con questi ragazzi, ma sai, capito, così lo diceva, ma non personalmente a me. A lei non gliel'ha mai confessato, no. Quindi questi erano argomenti in genere di cui non parlavate? No, io glielo dicevo, ma lo sapevo. Sì. Però glielo dicevo perché, sai, è una cosa un po' particolare, personale. Bisogna personale, sì. Senta, quando c'era il processo Pacciani, e processo che è stato trasmesso anche in televisione, è mai capitato di fare commenti o parlarne con... No, parlarne no, perché non ne voleva parlare. Non ne voleva parlare? No, solamente una volta la mia moglie. Così in scherzo, a volte gli faceva di scherzo, gli disse qualche volta te restano anche te. E presi il piatto, lo batte in terra e andate via. E noi si rimase un po' male di questo fatto. Ma non ci si pensava, dottore, a queste cose. Che pensa che sia stampa la cava questa cosa? Che andava a vedere, che gli aveva visto bene, lo pensava. Cioè a lei sembrò che strano che rompesse il piatto a questo? Sì, uno strano, ma non ci pensavo, dottore. A volte lo fa confondere, a volte non gli piace qualche cosa, capito? E allora piglia e salsa di molte volte così. Questi scatti ce li ha, però noi si sa da piccino che insomma si sa che se è così bisogna saperlo pigliare. Ha mai espresso qualche parere sulla persona del Pacciani? Ha mai detto è un tipo... No, non me l'ha mai detto. Non ne voleva parlare di queste cose. Forse si voleva tenere questa cosa chiusa, se era capitato. Senta un po', signor Valdemare, faccio una domanda difficile, ma lei aveva intuito qualcosa, che avesse qualche mistero
No, Suo fratello? signore, no, non ci pensavo, dottore, a queste cose. Io proprio a queste cose qui.